Buongiorno a tutti, lanciamo una sfida, giochiamo una partita a 10 minuti, vediamo chi accetta la sfida, vediamo chi accetta, ok. Un tale iracheno. Ok, abbiamo il bianco, giochiamo i 4, stiamo giocando i 4 in questa serie di partite di 6, ok, occupiamo il centro. Cavallo C3 ora può fare la Philidor o la Pirc? Secondo me è un po' meglio la Pirc. Vediamo cosa farà. A6. Non so, un'apertura irregolare. F4. Voglio espandermi. Cos'è tutta questa cosa? Per giocare alfiere 2. Per cambiare pezzi. Potrei fare cavallo F3. Giochiamo alfiere 2, anche se cambio un pezzo prendo di donna e presserò con E5. Poi faccio cavallo F3 ora, mi sviluppo. Poi vedrò se fare E5 o no in un futuro. Ok, giochiamo a Rocco. Vediamo se arrocca anche lui. Dobbiamo terminare lo sviluppo E5. Su F per E5, F per E5. Dovremmo stare meglio, no? Ora farà cavallo D5, ora potrei prendere, re su donna per D5, potrei fare C4 o giocare cavallo E4, è anche molto gradevole. Cavallo E4 per mantenere più pezzi, poi C4, ok, ha fatto B5, potrei provare a fargli pressione, giocando in questo modo. Cavallo G5, il problema è che mi farebbe H6, ora magari provo a giocare a 4, no? Per le pressioni, ora penso che farà C6, a questo punto. Vediamo cosa fa. Che ha fatto C6, ok, ora devo provare a creare un attacco nella lira, potrei giocare donna F2, donna G3, donna E1 e donna G3. Un vantaggio di spazio notevole, no? C3, donna C2 anche potrei giocare. Donna E1 e donna G3, tutto mi piace. Siamo donna E1 e donna G3. Per portare la donna in attacco. Con vantaggio di spazio. Forse la mossa più semplice prima era prendere C4. Su donna per D5 C4 con vantaggio schiacciante. Schiacciante nel senso letterale dello spazio. Perché andiamo qua. Voglio giocare donna G3, alfiere H6, iniziare a portare tutti i pezzi in attacco. Donna G3. Posso aprire la colonna a mio piacimento. Ora voglio giocare alfiere H6, che se non sbaglio guadagnerebbe la qualità. Vediamo cosa fa il nostro amico. Cosa farà? Tocca a lui. Ok, re H8 va bene. Ora dopo re H8 era un po' quello che volevo, perché penso che posso giocare cavallo G5 per proseguire un po' nel mio attacco. Penso che avrei un attacco che non è affatto male. Il cavallo G5 e che ora su H6 prende F7. Ora mi sembra un po' difficile la posizione nera stavolta. Su H6, donna H3. Sembra difficile, anzi su H6 prendo. Forse devo fare donna E8, ma le potrei fare donna H3. Su H6 potrei forse anche prendere e giocare alfiere per H6, che se non sarebbe male la mia prima opzione. Ma è interessante. Su donna E8 forse anche donna D3 è interessante. Per prendere, oh, forse anche sacrificare in H7. Che sacrificare in H7? Si stanno aprendo miriadi di opzioni in questo mare di varianti. Vediamo cosa fa il nostro avversario. Ma la partita è sempre più affascinante. Su donna E8 potrei anche prendere, perché se prende col pedone A, vinco. Deve prendere col pedone C. Ma prendiamo prima per aprire un po', per avere altre opzioni. Se prende col pedone A, vinco. Se gioca H6, prende in C6 intermedia. Ok, ha preso di C, molto bene. Se avessi già il pedone in C3 potrei fare donna E3, probabilmente vincerei. Ok, vediamo. Cosa posso fare? Su donna D3 mi dà fastidio. Cosa mi dà fastidio che non possa fare lui qua? Donna H4, H6. Potrei andare indietro, minaccerei il fiere per H6, anche se si difenderebbe. Su donna H3, H6.
Vorrei giocare cavallo per E6, alfiere per H6, anche se non so se funziona. Forse dovrei giocare questa mossa. C3, e su H6 forse potrei giocare cavallo D6. Ah, però guarda, se gioco cavallo D6, solfiere per D6, gioco donna D3, allora cavallo D6, alfiere per D6, donna D3, su F5 prendo, e rimane a galla. Vediamo se gioco cavallo per H7, re per H7, donna H3, nemmeno li vinco. Poi qualcosa mi dice? Deve esserci un colpo. E se gioco C3 semplicemente, di H6, me ne vado, posso rimanovrare, facciamo C3. Voglio giocare donna D3. Molte le mosse semplici sono le migliori. Ora penso che debba fare H6, no? Che se non fa H6, metto la donna in D3, che ho già un attacco a registro che ha fatto H6. Ora posso tornare indietro, per anche tornare in H3, per andare in F4, in H5. Andiamo per andare anche in F3, giocare donna H3, minacciare sacrifici. Facciamo una mossa più normale. Cavallo F3, vorrei fare donna H3, G4, G5 in un futuro. È un peccato, no, che sei riuscito a fare H6 giusto in tempo. Ma dovrei vincere, penso. La posizione F5, caspita. Questa mossa si indebolisce, prendo, ora è una debolezza. E a volte la posizione non era ancora così disperata, ma a volte stare un po' peggio può creare problemi. Ok, ora potrei prendo, e sto molto meglio qua. Se prende con il cavallo E5, sto alfiere per F6, non faccio subito cavallo E5, gioco alfiere di 2, torre 1, poi magari cavallo E5. Alfiere di 2, poi torre 1, poi cavallo E5. Devo stare meglio, no? Torre 1. Ok, si sta attivando, ma sta peggio. Ok, ora se gioco donna di 6 iniziano a cadere tutte le debolezze, no? Modalità un pedone. Pensavo che avremmo vinto questa partita per l'attacco, invece vinceremo per il materiale. Sì, vinceremo, no? Vini, vidi, vici. Cosa farà ora il nostro amico? Come fa a difendere tutto? Penso che debba perdere. Che, non so, cioè inizia a perdere pedoni, che se cade a 6 B5 è debole. È pieno di debolezze. Ok, ha giocato alfiere G5 e che ora? Non so perché potrei anche prendere, o potrei prendere col cavallo, prendo un attacco ai raggi, se prendo dovrei giocare torre per F8, e per F8, oppure prendo di alfiere. Vuole crearsi questa casella per il cavallo, ma non gli servirà molto. Allora, calcoliamo bene. Potrei prendere cavallo G5, anzi prendo in G5, torre per F1, torre per F1, H per G5, penso prendere, sembra disastroso per lui. Potrei anche prendere in E6, che non lo so, che sembra tutto così buono. E prendere in D5 e mettere un cavallo in E5 anche. Sembra fantastico. Potrei prendere in E5, ma prendiamo in G5 così, dai. Prendiamo così e magari gioco torre per E6. Sembra affascinante torre per E6, no? E con anche altre mosse. Torre per E6. Facciamo torre per E6. Torre per E6. E cosa fa? Cosa fa ora? Anzi, chiedo scusa, su torre per E6 magari prende in F8, che è meglio.
Su G4 posso cambiare, poi posso saltare, su cavallo F4 cambio, poi cavallo I5. Bene, cambiamo. Ho uno scacco in E2, ma non so bene a cosa dove lo porti. E ora cavallo I5, no, diciamo. Cavallo I5 potrebbe dare scacco in E2 forse. Cavallo E2, re F2, non so bene. Potrei prendere in G5 forse anche. Avrebbe scacco in E2. Forse è bene chiudergli la colonna, no? E5 su cavallo E2, re F2. Devo stare meglio. Vediamo un attimo. Potrei fare anche re H1. Meglio prevenire che curare. Re H1 dovrebbe vincere. Potrei fare H3 per rispondere a cavallo E2. Re qui. Su re H1. Vediamo un attimo. Ok, cavallo E5. Guarda. Sta provando ad attivarsi, no? Sta provando a fare l'impossibile per salvarsi, ma la partita deve essere persa per lui. Adesso giocare. No, torre 1 mi piace di meno. Allora, pensiamo al da farsi. 5, vale 2 re F2, all'F4, un po' fastidiosa, no? Leggermente. Bene, forse avrò bisogno di giocare H3. Forse avrò realmente bisogno di giocare H3. Se fa cavallo E2, potrà andare H2, lì però farebbe G4, H3, cavallo E2, e H2, G4, lì potrei fare cavallo E5, se fa G per H3, potrei fare G4, dovrei vincere, facciamo H3. Su cavallo per H3 vinco, se fa torre 2 lo scappo in F8, re H7, donna F5, anzi sì, giocherei così. Non so, anzi potrei dare scappo in D8, e H7, cavallo per G5, ok è andato qua. Va bene, ora vediamo se abbiamo calcolato correttamente. Vado in H2, G4, cavallo E5, su G3 torno indietro, devo aver partita vinta. O vado in H1, andiamo in H2. Vado qui, G4, cavallo E5, G per H3, G4, devo vincere perché la donna non ha grandi caselle, cavallo E5. Ancora il materiale si impone. Su questa mossa G4 e devo vincere, come dicevo. Fare G3 ma re H1 e poi non ha modo di continuare il suo presunto attacco. Peone in G3 sarà una debolezza e cadrà. Vediamo comunque. Potevo fare G3, re H3, cavallo F4. Forse questa è una mossa decente. Potrebbe creare con i problemini, speriamo di no. Bisogna sempre essere ottimisti in questo gioco. Sì, forse deve fare G3. Re qui cavallo F4 e minacciare di sacrificare in H3. E lì dovrò inventarmi qualcosa. Anche se penso che vince il bianco. Per esempio donna di 7. Impedire i sacrifici. Deve vincere il bianco. Ok, G per H3, G4. Bene, bene, bene. La donna non ha caselle. Se va in H4 doppio, se va in H6 cavallo F7, se in H7 cavallo G6 re G8, torre F8 e matto. Se in H7 cavallo G6 re G8, so fare anche donna F8 e matto. Sì, qua devo vincere. Game over. Penso che non ha visto G4, mosse candidate. Mi dispiace, amico. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com
Interessante, no? È 1 minuto e 53, mi ero dimenticato del tempo. Ma stiamo bene, no? La donna senza mobilità, donna H4, cavallo G6, donna H6, cavallo F7 ed è tutto finito. Tutto finito ragazzi. Donna per G4 prendiamo, torre per E5, G per H5. Mi sembra che abbiamo una posizione top. Cosa farà ora lui? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Okay, e ora vinciamo, come ho detto, cavallo G6, su donna per G6 deve dare la donna, su re G8 torre F8, o meglio, su re G8, più brillante, donna F8 sacrificando la donna. Vabbè qua, ha deciso di non prendere matte. Dicevo su re G8, donna F8, re G8, donna F8, torre per F8, torre per F8. Donna per G6, donna per G6, ma gli sta cadendo tutto. Abbiamo la donna in più. Starà pensando davvero di vincere questa partita per tempo, se sta pensando di vincerla per tempo è che non ha visto video su questo canale dove con 10 secondi facciamo anche 30 o 40 mosse. Abbandonato. Va bene. Sì, no, penso che il bianco è sempre stato un po' meglio, ma partita interessante, no? Va bene. Spero che sia piaciuta. Ci vediamo presto. Alla prossima amici.